Impresa, terzo settore e istituzioni locali si sono riuniti ieri pomeriggio a San Donà di Piave in occasione del convegno Dai passi alla rete per affrontare il tema dell'integrazione dei lavoratori stranieri nel Veneto orientale. L'incontro si è inserito in un quadro territoriale in cui la presenza di manodopera straniera rappresenta un elemento strutturale del mercato del lavoro locale. Il capitale umano è uno dei driver principali dell'attività di impresa, ma anche della società più in generale, e quindi noi oggi, parlando di accoglienza e integrazione, parliamo proprio di questo, in un contesto di mancanza importante di manodopera, ma anche in un contesto in cui l'Istat in questi giorni certifica che il nostro rapporto deficit-PIL è al 3,1 e quindi il nostro paese è un paese che cresce troppo poco. Tutto questo possiamo superarlo e affrontarlo soltanto valorizzando le persone, i lavoratori e tutti i nostri collaboratori. Quello di Confapi è un ruolo di associazione datoriale, un ruolo necessario, che è quello di raccordare e fare sinergia tra tutte le componenti della nostra società, siano esse istituzioni, scuole e aziende, nel tentativo di creare delle sinergie che valorizzino le persone e riescano a creare una platea di professionisti e lavoratori all'altezza delle sfide economiche che affronterà il nostro Paese. L'evento aveva l'obiettivo di avviare un confronto operativo per costruire un protocollo condiviso tra i diversi attori coinvolti. Al centro del dibattito la necessità di sviluppare un modello di integrazione che unisca lavoro, formazione linguistica e professionale e accesso all'abitazione, favorendo un inserimento stabile e completo delle persone straniere. La Prefettura CEE segue con interesse questo tipo di attività. Riteniamo che il sistema migliore per l'accoglienza degli stranieri sia proprio quello della loro integrazione nel tessuto sociale della nostra città metropolitana, ovviamente delle città italiane in senso generale. E questa iniziativa di Confapi e di Industria risponde esattamente a questo progetto. Bisogna cercare di non ghettizzare le realtà straniere che vengono in Italia, quindi non tanto una società multiculturale quanto una società integrata. Questo è il nostro obiettivo. Attraverso il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, il tavolo di lavoro punta a individuare soluzioni concrete per rispondere al fabbisogno di manodopera delle imprese e al tempo stesso migliorare la coesione sociale del territorio. L'iniziativa mira quindi a creare una rete stabile tra enti pubblici e privati per gestire in modo strutturato i processi migratori e le opportunità di inclusione. Ma l'Europa deve andare nella direzione raccontata qui oggi di un Veneto che è molto capace di mettere insieme, non per ambiti contrapposti o separati, la responsabilità di un territorio nell'includere. E la responsabilità spesso è pubblico-privato, molto privato quando parliamo di imprese, che diventano la soluzione a problemi di lavoro, a problemi di inclusione, a problemi di alfabetizzazione, che non è solo un fatto di lingua, ma anche di regole. Io credo che attraverso il lavoro, come viene fatto, e Confapi in questo è stata sempre molto attenta con le sue imprese, accanto alla richiesta di lavoro e di manodopera preparata, la risposta è: noi ve la diamo ma voi vi formate. E in Europa oggi ci stiamo interrogando molto sull'housing. Da eurodeputato cerco di mettere insieme i fattori, cioè dare casa quando c'è anche un posto di lavoro.